Va ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Buonasera, andiamo a vedere come hanno performato oggi le principali borse europee. Giornata negativa per Piazza Affari, mentre sono miste le altre principali borse del vecchio continente. Si muove in rialzo anche la borsa di Wall Street. Per quanto riguarda la borsa di Milano, i migliori sono stati Diasori, Ferrari e Campari. In perdita invece Leonardo, Saipem e Avio. Andiamo a vedere come è andato l'oro, lieve calo per l'euro-dollaro che scende abbastanza con una discesa abbastanza importante. Giornata da dimenticare anche per l'oro che scambia a poco più di $4.000 l'oncia, prevalgono però le vendite sul petrolio. Avanza di poco lo spread che si porta a più 73 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base con un rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,59%. Grazie per essere stati con noi. Avete ascoltato la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con